Ora, questo è un dramma che certamente ha dell'imprevedibilità, ma certamente dipende dal deterioramento dell'ambiente e della situazione climatica. Oggi l'Italia piange queste vittime e si stringe a loro, tutti gli italiani e le italiane si stringono a loro con affetto. Ma il governo deve riflettere su quanto è accaduto e deve prendere dei provvedimenti perché quanto è accaduto abbia una probabilità bassissima di succedere o possa addirittura essere evitato. Giunge a Canazei a metà pomeriggio il premier Draghi. Il maltempo non ha permesso all'elicottero che lo trasportava di atterrare per mezzogiorno, orario inizialmente previsto, ma il premier ha insistito per arrivare sul luogo della tragedia e portare la sua solidarietà ai familiari delle vittime, a quelli dei dispersi che stanno vivendo nell'angoscia, ai soccorritori che stanno operando tra mille difficoltà. Nessuno dei presenti nasconde la commozione per una tragedia definita inimmaginabile. Dico che il Veneto sta pagando un pesante, sta pagando veramente una situazione pesante. Noi abbiamo 3 vittime identificate, 7 dispersi o reclamati, persone che comunque delle quali non abbiamo notizia. Ed è una situazione che assolutamente non pensavo mai, almeno io che ne ho viste di tragedie, di dover affrontare. Un messaggio di cordoglio è arrivato da Papa Francesco. Prego per le vittime, si rispetti la natura. Le parole del pontefice. Lo stesso capo dello Stato è in contatto con i presidenti di regione e province autonome. Il Presidente Mattarella giustamente dice: ringraziate a nome mio, ho chiamato anche me, ringraziate a nome mio tutti coloro che stanno lavorando. Non è un teatro facile quello di questa tragedia. Ricordo solo a tutti voi che si è staccato un blocco di detriti e ghiaccio lungo 200 metri, largo 60 metri e spesso 30 metri. Un paio di campi da calcio spessi 30 metri. Le ricerche lo dobbiamo ai familiari, lo dobbiamo a chi è ancora lassù e continuano. Ricerche che dunque continuano, con gli uomini del soccorso in prima linea, come assicurato anche dal capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. A loro i ringraziamenti del Premier che si stringe all'intera montagna dolomitica profondamente ferita. Soprattutto sono qui per esprimere la più sincera, la più affettuosa, la più accorata vicinanza alle famiglie delle vittime, ai dispersi, ai feriti e alle comunità che sono state colpite da questa tragedia.